Sindaco, un brutto momento quello che sta vivendo Palma di Montechiaro. Un bruttissimo momento, ieri è stata una notte terribile da vivere, una notte terribile da vivere. Ero appena uscito dalla scuola Canciamila dove i bambini, non a caso, festeggiavano il Natale. Mi arriva una chiamata del mio vice comandante in guardia della Polizia Municipale e mi segnala un incendio dove dicono che era possibile che una bambina fosse rimasta dentro. Siamo arrivati subito sul posto dove abbiamo trovato polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ho subito allertato anche i volontari, la comunale, i falchi, la Croce Rossa, tutti si sono adoperati e li ringrazio tutti indistintamente per cercare di dare aiuto a questa bambina, ma dopo diverse ore purtroppo non è stato più nulla da fare e abbiamo dovuto prendere atto di questa tragedia che ha colpito la nostra comunità. Le istituzioni mi sono state vicine a me personalmente, sia come persona ma anche e soprattutto come sindaco e alla mia comunità, la sua eccellenza il prefetto, al questore, al colonnello dei carabinieri, al capitano dei carabinieri, alla protezione civile regionale con l'ingegnere Cogina, al vescovo, tutti quanti sono stati vicini alla nostra comunità, ma il momento è triste, non abbiamo un Natale da festeggiare, ma un Natale da contemplare e affidarci io come credente a Dio che ci dia la forza per andare avanti e affrontare quello che comunque è un futuro inevitabile. Ha annullato lei tutte le manifestazioni natalizie e dando il pieno sostegno alla famiglia che purtroppo ha avuto questo incidente. Abbiamo sospeso attualmente tutte le manifestazioni natalizie, ci è sembrato un atto doveroso, il Comune si farà carico delle spese del funerale e del loco di questo piccolo angelo che non c'è più e agli 8 che sono rimasti senza casa abbiamo trovato un alloggio temporaneo grazie all'aiuto della cooperativa sociale Sole e faremo sicuramente quanto necessario per ricordare questa bambina e dare l'aiuto umano a chi è